Cancellare le Camere di Commercio in nome della revisione della spesa. Il Presidente del Consiglio ha messo nel mirino questi enti su base provinciale, ma i dirigenti non ci stanno e stanno conducendo una campagna per spiegare che se è necessaria una riorganizzazione l'abolizione sarebbe un errore. Le Camere di Commercio hanno 150 anni, che siano da riformare, da ristrutturare, sia per quanto riguarda il numero, sia per quanto riguarda le funzioni, sia per quanto riguarda anche la tipologia di governo, i parametri, tutte queste belle cose qua. Bisogna farlo. Alcune funzioni delle Camere di Commercio, come la tenuta del registro delle imprese, utile anche alle forze dell'ordine per le loro indagini, l'arbitrato e il sostegno alle imprese per le esportazioni, aggiunge Fedalto, sono indispensabili e non è pensabile trasferire le competenze a enti come Comune e Regioni. Le Camere di Commercio si finanziano con le quote di iscrizione delle imprese che hanno tutte l'obbligo di iscriversi, quote che partono da circa 80 euro e salgono a seconda del fatturato. A Venezia 112 sono i dipendenti a tempo indeterminato che non potrebbero certo essere licenziati da un giorno all'altro, 4 invece i dirigenti, figure alle quali la stessa Camera di Commercio ha già pensato. Nella riforma noi abbiamo previsto, se ascolteranno, di mettere mano anche alle retribuzioni dei dirigenti. Dal sito della Camera di Commercio si vede che nel 2011, ultimo dato disponibile, le retribuzioni dei dirigenti andavano da un meno di 86.000 a un massimo di 180.000 euro lordi all'anno. Anche per Confcommercio serve una riforma e non la cancellazione dell'ente. Per me le Camere devono avere un futuro, possono essere all'interno della loro attuale funzione ripensate ma non certamente buttate a mare. Per Zanon in Veneto le Camere di Commercio funzionano bene. La fortuna nostra è di avere le Camere di Commercio abbastanza grosse per poter dare un servizio e poter dare dei risultati. Ci sono molte province piccole, ci sono molte strutture che sono nate in tempi diversi, che oggi potrebbero essere aggregate, potrebbero essere accorpate. Fedalto ribadisce il concetto, riforma sì, cancellazione no. Una riforma capillare a 360 gradi che tocchi tutti i settori delle Camere di Commercio, ma da questo a chiudere ce ne passa.